Astore, animato vertice in corso nella sede di Confindustria a Chiavari tra aziende e sindacati. Sul tavolo la questione del trasferimento e la richiesta di un incontro al Ministero. Proseguono a Genova le operazioni di recupero degli oggetti personali nella zona rossa del Ponte Morandi. Emozione, commozione, tristezza, i sentimenti degli abitanti. Nel cuore salesiano della Fontana Buona riprendono le attività dedicate ai bambini e ragazzi sino al terzo anno delle superiori. Numerose le proposte per i pomeriggi all'oratorio di Monleone. Domenica Carasco, il 21esimo raduno annuale delle confraternite della diocesi, la formazione e le opere di carità alla base delle attività del nuovo anno. Enrico Bertozzi e l'Officina 6M, l'artista e le artigiane vincitrici dell'edizione 2018 del premio Turio Copello. Domani alla Società Economica la consegna con 3 riconoscimenti speciali. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. È in corso da questa mattina nella sede di Confindustria Tigullio a Chiavari l'incontro tra il responsabile delle risorse umane di Astore, Alessandro Calvi, e le organizzazioni sindacali FIM, CISL e WILM. Nei giorni scorsi l'azienda ha ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento di Casarza Ligure e trasferire le produzioni ai lavoratori nel polo di Casella. Sul tavolo le parti sociali hanno riportato la richiesta avanzata dalle amministrazioni della Val Petronio nel corso della seduta congiunta dei consigli comunali dell'apertura di un tavolo di trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico. In un ordine del giorno approvato all'unanimità, le assemblee dei comuni di Casarza Ligure, Sestri Levante, Castiglione Chiavarese e Moneglia lunedì sera hanno chiesto all'azienda di ritornare sui propri passi e deciso di coinvolgere nella vertenza il Ministero del Lavoro. Al momento la riunione è ancora in corso e non si conoscono gli sviluppi che saranno comunque illustrati dai rappresentanti sindacali ai lavoratori oggi pomeriggio nel corso di un'assemblea di fabbrica. Stiamo vedendo alcune immagini, avremo modo di aggiornare sull'esito di questo vertice nel corso del telegiornale serale. Ora parliamo delle operazioni che proseguono a Genova nella cosiddetta zona rossa, nel quartiere di Certosa, di recupero dei beni e degli effetti personali per tutti quei residenti che dal 14 agosto scorso non hanno più potuto fare rientro nelle loro abitazioni in via Porro e in via Fillac. La zona rossa, sotto quel che resta del Ponte Morandi, è ritornata ad animarsi per un lavoro che dovrebbe concludersi nelle prossime 2 settimane per dare a tutte le 281 famiglie sfollate la possibilità di tornare, anche se per poche ore, nelle proprie abitazioni. Sentiamo alcune impressioni. È un momento difficile sicuramente. Cosa si aspetta? Non lo so, spero di rimanere lucida soprattutto, di riuscire veramente, mi sono scritta tutte le cose più importanti da portare via e spero di riuscire a prendere tutto quello che mi serve nell'immediato. Quante volte ha già pensato a questo momento, ha programmato? Tantissime, tantissime. Cosa prenderà per prima cosa? Per prima cosa sicuramente i quadri e le fotografie e poi qualcosa da vestire, perché effettivamente noi dal 14 d'agosto siamo entrati soltanto 10 minuti in casa una volta, quindi non abbiamo proprio nulla. Sono qua per mia mamma che ha 90 anni, non può venire, abitava lei da sola qui. Lei vuole tutte le suppelletti, visto che i mobili non si possono prendere, vuole tutte le sue cose, tutti i suoi ricordi di quando era piccola, perché ha ancora le bambole che le hanno regalato quando era piccola, 200 statuine di presepe che non so se ce la facciamo a prenderle tutte. Quando le hanno detto che poteva rientrare, cosa ha detto? È stata malissimo, sto tuttora male perché penso a quel giorno, speriamo di avere la forza come ce l'abbiamo avuta fino adesso, dobbiamo averne tanta. Fate comunità comunque, il fatto di stare insieme? Sì, tantissimo, tantissimo, fortunatamente anche in albergo siamo sempre stati, eravamo in tanti, adesso piano piano ovviamente giustamente le persone vanno nelle loro case, cerchiamo di farci forza uno con l'altro. L'emozione più forte è rientrare in casa, io rientrerò negli ultimi, quindi il supporto da dare ai miei amici, perché adesso vedrò i miei amici di Scala, io è 50 anni che condivido con loro la vita, quindi l'emozione è quella, riabbracciare persone che magari abitano adesso a Pra, piuttosto che a San Biagio, piuttosto che sparpagliate da tutte le parti.
La notizia degli sgomberi in atto in queste ore sotto il Ponte Morandi è ripresa anche dal sito dell'ANSA della Liguria. Il programma prevede che, salvo interruzioni per maltempo, lo svuotamento di via Porro, civici 5, 6 e 16 si conclude entro domenica 21 ottobre, quando entreranno in casa anche i primi abitanti del civico 14. Per ridurre al minimo i passaggi nei pressi di quello che resta del Ponte Morandi, i Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno deciso di cominciare dai palazzi più esterni della zona rossa. Cambiamo ora argomento, parliamo di trasporti. Sta per tornare in attività il bus di collegamento diretto tra Chiavari e Bedonia. Chiusa nel 2012 la linea storica tra il Tigullio e il Parmense, ritornerà ad essere servita grazie ad un accordo tra ATP e TEP, le due aziende del territorio pubblico delle province di Genova e di Parma. Ieri l'incontro in comune a Chiavari alla presenza del sindaco di Capo e dei consiglieri della città metropolitana di Genova, Celle e Garbarino. Entro poche settimane non ci sarà più bisogno di cambiare corriere una volta raggiunto il passo del Bocco, spiega Roberto Rolandelli, direttore operativo di ATP Esercizio. Ci sarà un unico mezzo e un'unica linea che verrà affidata ad un vettore terzo rispetto alle due aziende che manterranno la titolarità del servizio. Verrà anche creato un biglietto ad hoc che consentirà di viaggiare con un solo titolo di viaggio. Alla fine si passerà da un viaggio della durata di 2 ore con soste prolungate al freddo a un trasporto che durerà meno di 1 ora e mezza, certamente più confortevole per i passeggeri e anche per gli autisti. Da inizio ottobre sono ripresi i pomeriggi all'oratorio salesiano di Maria Ausiliatrice a Monleone di Cicagna per ragazzi delle elementari sino al 3° anno delle scuole superiori. Moltissime le attività che sono state presentate nel corso dell'Open Day rivolto a genitori e a ragazzi. Sentiamo. Io sono una missione per la vita degli altri. È il tema di quest'anno che orienterà le attività dell'oratorio. L'invito ad essere sempre in uno spirito di servizio, anche durante la vita quotidiana e nel tempo che condividiamo con gli altri. I ragazzi che vengono all'oratorio stanno già in un luogo sicuro, in un luogo in cui possono crescere spiritualmente, umanamente, possono incontrarsi da amici, possono incontrare veramente delle opportunità. Sono diversi i gruppi di interesse, chi fa chitarra, chi fa canto, chi fa teatro. Da sempre l'oratorio è stato sempre una fucina di protagonismo giovanile. Scopo dell'oratorio è proporre sia attività formative che gioco libero e momenti dedicati alla formazione salesiana. L'oratorio è aperto dal lunedì al sabato dalle 3 alle 6. Ci sono le attività più disparate, c'è pattinaggio, c'è il giornalino che torna dopo quest'estate, all'estate ragazzi, teatro, danza, laboratori creativi, corsi di scacchi, insomma ce n'è per tutti i gusti. Si fanno tantissime cose, dal gioco libero, ma non solo, c'è anche il gioco strutturato e il gioco prettamente animato dagli animatori. A venire sì, non solo per giocare, ma anche per pregare, per comunque stare in un ambiente sano, in compagnia di tanti bambini, anche di altre religioni, per fare quella famosa integrazione che qua si concretizza. Quindi venite anche solamente a provare, poi insomma si deciderà dopo, però insomma qui si sta bene. Bello. In cammino verso la seconda giornata mondiale dei poveri che si celebrerà il prossimo 18 di novembre, Caritas Diocesana propone un momento di riflessione per questa sera alle 21 nel Salone di Casa Marchesani a Chiavari. Si terrà il convegno diocesano sul tema etica, cura, economia. Interverrà la dottoressa Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Domenica a Carasco si terrà il raduno annuale delle confraternite della diocesi. Il ritrovo alle 9 in piazza Umberto I e a seguire la messa alle 10 presieduta da Monsignor Alberto Tanasini nella chiesa di San Marziano. Sentiamo. 21esima edizione per l'appuntamento che ogni anno unisce i confratelli e le consorelle dei 23 sodalizi presenti in diocesi. Un'occasione per ritrovarsi e raccogliere stimoli per iniziare il nuovo anno di attività, nel solco delle linee guida pastorali tracciate dal Vescovo nel corso dell'Assemblea diocesana del giugno scorso. Il raduno di domenica prevede il ritrovo dei confratelli e delle consorelle a partire dalle ore 9 presso la piazza Umberto I di Carasco, poi alle ore 10 ci sarà la Santa Messa che sarà presieduta dal nostro Vescovo diocesano e al termine della Messa faremo poi una processione lungo le vie della città e al termine poi della processione che farà ritorno in piazza Umberto I consegneremo gli attestati di partecipazione a tutte le confraternite che saranno intervenute.
Al di là dei raduni, come si articola l'attività ordinaria delle confraternite? Ma le confraternite nascono fondamentalmente per scopi di carità, di suffragio dei defunti e di aiuto e sostegno alle attività delle parrocchie all'interno delle quali sono inserite. Oggi cerchiamo di portare avanti ancora questi scopi con forme ovviamente rinnovate rispetto a tanti secoli fa, quando le confraternite sono nate, e anche un po' in linea con quelle che sono le linee guida pastorali che il Vescovo ci ha lasciato a giugno. Cercheremo di lavorare in particolare in quest'anno nuovo che si avvicina alla formazione e alle opere di carità, per cercare davvero di andare avanti così come i nostri padri ci hanno insegnato. Adotta un sentiero il progetto del Club Alpino Italiano Liguria, con il quale si intende valorizzare e conservare il patrimonio sentieristico ligure. Il piano rientra nella convenzione quadro stipulata con Regione Liguria. L'obiettivo è mantenere in stato di efficienza importanti percorsi con valenze culturali, naturalistico-ambientali attualmente in stato di abbandono o manutenuti saltuariamente. L'iniziativa è rivolta agli enti locali territorialmente competenti, alle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste che operano attivamente sul territorio e che vogliono impegnarsi nella custodia attiva dei percorsi. A sostegno di questa iniziativa il CAI Liguria interverrà con un rimborso spese chilometriche una tantum e fornirà la necessaria assistenza ai soggetti coinvolti attraverso il coordinamento dello sportello della montagna. Il fumettista Enrico Bertozzi e il laboratorio artigianale Officina 6M di Via Doria a Chiavari, gestito da Esther Bercic, Alice Devoto e Valentina Rioda. Sono questi i nomi dei vincitori dell'edizione 2018 del premio Turio Copello. Nel corso della manifestazione, che si svolgerà domani alla Società Economica di Chiavari a partire dalle 17, saranno attribuiti anche un premio speciale, un premio alla carriera e uno alla memoria. È una fetta di storia di Chiavari e dell'intero comprensorio. Il premio Turio Copello, assegnato ogni anno dalla Società Economica Chiavarese, nasce dalla lungimiranza di due signore chiavaresi, entrambe vedove, che intitolarono questo riconoscimento con i cognomi dei loro mariti, Turio e Copello. L'obiettivo è sempre stato quello di valorizzare attività sia in campo artistico sia in campo artigianale. L'origine affonda le radici nel passato. Dal 1872 ad oggi, con dei cambiamenti, logicamente dei rinnovamenti necessari durante la storia, però in realtà poi dal 1983 proprio l'ufficio di presidenza della società economica ha ripreso in mano il premio, lo ha affidato a una commissione nella quale il presidente fa parte dell'ufficio di presidenza, e di anno per anno notiamo effettivamente che questo premio è sempre molto ambito nella cittadinanza, non soltanto ma anche nel comprensorio. Il premio Turio Copello è storico, ma negli anni ha saputo aprirsi alle novità e al mutamento della società. Due nuovi elementi sono stati inseriti nella commissione giudicante, si tratta di Mario Rocca e Vittoria Gozzi. Il riconoscimento 2018 premia anche chi ha saputo interpretare l'artigianato secondo le nuove tecnologie. Quest'anno abbiamo ben 5 premiati, perché oltre alle 2 medaglie d'oro che vengono riconosciute all'artista Enrico Bertozzi e all'Officina 6M come artigiani, abbiamo anche 3 premi, un premio speciale per Stefano Sudermani, il sindaco di Neirone, un premio alla memoria per il compianto Luigi Santini, che è deceduto giusto nel mese di agosto durante la selezione dei vincitori, e un premio alla carriera al famosissimo Enrico Rava, jazzista, che è un amico di Chiavari da sempre. Al termine avremo un piccolo concerto, un intrattenimento musicale di una ventina di minuti, mezz'ora, fatto da Giulia Cancedda Trio, sarà ovviamente sul jazz per fare onore a Enrico Rava, e poi ci sarà il solito rinfresco. Sono aperte le iscrizioni ai corsi organizzati dal CIF, Centro Italiano Femminile di Chiavari. Il ventaglio di possibilità offerte è ampio e spazia da attività artigianali, artistiche, laboratori e moderne tecniche di decorazione. È possibile approfondire la propria conoscenza informatica con il corso PC Base e quello per la realizzazione di siti web di primo e secondo livello. Quest'ultima opportunità offre la possibilità di realizzare negozi online, blog e portali. Al termine dei corsi è possibile rilasciare crediti.
Il CIF dedica inoltre 2 ore il lunedì pomeriggio e il sabato mattina ai bambini, intrattenendoli con la modellazione dell'argilla e la decorazione della stessa. Per informazioni la segreteria in via Costa Aguta 10 a Chiavari ed è aperta lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 11:30, sabato dalle 10 alle 12. È possibile anche inviare una mail a info@cifchiavari.it. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutti gli altri aggiornamenti. Avvenire titola: l'Unione Europea ci bacchetta, deviazione mai vista. Movimento 5 Stelle lega i ferri corti sul condono allargato, lettera della Commissione Europea, il Premier convoca il Consiglio dei Ministri per domani, Salvini il testo resta. Retroscena, Conte dice così non posso continuare e minaccia le dimissioni e lo spread schizza a 327, nuovo record da 5 anni a questa parte. Stop ai profughi con l'esercito degli Stati Uniti, Trump vuole fermare gli honduregni in marcia. Comuni, periferie, ripristinati i fondi tagliati precedentemente, 1.600.000 euro per i sindaci e le loro periferie. Bruxelles, sui migranti l'Europa resta senza quote, vediamo all'interno di Avvenire, torna la fortezza Europa, Italia isolata, salta il sistema delle quote, nessun segnale su Dublino, l'Unione Europea guarda l'Egitto, intesa per un vertice che con la Lega Araba il Cairo potrebbe avere un ruolo nei soccorsi, ma Sisi chiede pari condizioni con la Turchia. Flop a Bruxelles, si allontana la prospettiva di una redistribuzione dei carichi migratori. Berlino attacca no a una solidarietà à la carte. Roma preoccupata anche dagli sbarchi nel quadro della missione militare Sofia. E andiamo invece adesso sul secolo XIX. Fisco, tensione nel governo, Salvini frena, non rompo, braccio di ferro sulle modifiche al condono, l'Unione Europea deviazione dei conti senza precedenti e il commento di Mauro De Barberis, lite giallo-verde a rischiare è anche Genova. E Genova ieri ha vissuto la prima giornata degli sfollati che ritornano nei loro appartamenti, nelle case degli sfollati del Ponte, dove il mondo si è fermato alla fuga di 65 giorni fa. MSC ordina 4 navi di lusso, le costruirà la Fincantiere, commessa da 2 miliardi, c'è anche Sestri Ponente. E veniamo invece a Portofino, rogo nel panificio Canale, intossicato il titolare, vediamo nel Levante, rogo nello storico panificio di Portofino, ricoverato il titolare intossicato dal fumo, cortocircuito e fiamme nel forno dei fratelli Canale, Giorgio spegne l'incendio ma finisce poi in ospedale, fortunatamente non è grave. E sempre dal secolo XIX il porto di Lavagna, comune ancora condannato, concessione prima estesa poi fermata, 1.046.000 euro di risarcimento danni più 50.000 euro di spese, nuova maxi sanzione sulle spalle del comune di Lavagna. Per la cronaca, ieri sera intorno alle 19:30 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti a Pontedecimo in via Natale Gallino per un incendio di una cucina al 3° piano. Vedete la notizia sul nostro sito teleradiopace.com. All'interno era presente una signora con il suo cane che sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite. Con l'utilizzo dei respiratori i pompieri hanno bloccato l'incendio dei pensili della cucina limitando i danni. Durante l'intervento, durato circa un'ora, sono giunti in appoggio gli agenti della polizia locale che hanno diretto il traffico e i militi della pubblica assistenza di Mignanego. Ancora cronaca anche dalla redazione, per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina. È in corso dalle 11:20 di questa mattina un intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, a Bargone, nel comune di Casalza Ligure. Una persona è stata vittima di un infortunio al ginocchio mentre camminava su un sentiero. Nonostante le difficoltà a ambulare, la persona comunque è risultata cosciente ed orientata. E i carabinieri di Chiavari hanno arrestato una persona di 52 anni per aver violato più volte l'obbligo di firma. La persona è quindi stata condannata a scontare la propria pena agli arresti domiciliari. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Ho ancora una notizia che riguarda il mondo della sanità. Cambiano sede gli ambulatori dell'ospedale di Lavagna. Da lunedì i servizi che sino ad oggi sono stati erogati al 4° piano del nosocomio lavagnese si trasferiranno al 2° piano della Palazzina Salute Mentale recentemente inaugurata. Vediamo la notizia. E con questo aggiornamento si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.